Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la cronaca globale di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, ma potremmo dire di questi ultimi mesi e fin di questi ultimi anni, dimostrano, a mio giudizio, irreversibilmente perché chiunque tenga alla pace e alla salvaguardia del mondo libero non può che tifare scompostamente per il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Questo che se ne pensi del personaggio Trump, della traiettoria personale, imprenditoriale, politica di Trump, di alcune come dire, sbavature linguistiche o eccentricità rispetto al canone politico americano, bisogna in ogni caso tifare selvaggiamente Donald Trump, perché gli scenari di crisi non solo geopolitica, gli scenari di crisi bellica lungi dal risolversi si stanno aggravando. Partiamo ovviamente da quello che accade in Medio Oriente con la guerra ormai esplicita, in bilico sulla guerra totale tra Israele e Hezbollah, che ricordiamo Hezbollah vuol dire letteralmente partito di Dio, cioè partito di Allah, e parliamo di un gruppo terrorista creato dall'Ayatollah Khomeini esplicitamente in chiave anti-israeliana e anti-ebraica, che ha la missione di cancellare Israele dalla faccia della terra. Cioè non è una guerra tra due eserciti regolari, per capirci, visto che sui nostri media spesso invece sembra che ci sia un'equivalenza delle parti in causa. Allora, qual è il presidente americano che nei tempi recenti di gran lunga ha più tutelato Israele, che ha fatto l'atto simbolico, ma in Medio Oriente a maggior ragione la simbologia conta doppiamente, di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme? Qual è il presidente che ha interrotto la follia dell'accordo sul nucleare con l'Iran, cioè col vero architetto del 7 ottobre del terrorismo anti-israeliano? Si chiama Donald Trump. Tra l'altro registriamo che ieri, come dire, lievemente fuori tempo massimo, Joe Biden nel suo ultimo discorso all'ONU ci ha tenuto a sottolineare che l'Iran non dovrà mai avere la bomba atomica. Benvenuto Joe, benvenuto Sleepy Joe, direbbe Trump, il presidente americano che ha nei fatti dal primo giorno interrotto la collaborazione con l'Iran, poi contrastato quel meccanismo folle per cui si stava permettendo all'Iran di sviluppare il nucleare, si chiama Donald Trump. Non solo, ma si chiama Donald Trump il presidente che ha imbastito il capolavoro diplomatico degli accordi di Abramo, che ricordiamo nemmeno il 7 ottobre è riuscito a far saltare. Gli accordi di Abramo, cioè il patto esplicito di collaborazione strategica e commerciale con alcuni stati arabi del Golfo, che ha sottintendo un patto implicito con l'Arabia Saudita, perché di questi altri paesi non si sarebbero mai mossi senza quantomeno un placet saudita, è il motivo per cui ora, di fronte alla guerra in Medio Oriente, l'Arabia Saudita, i suoi satelliti, molti paesi musulmani sunniti non stanno minimamente incendiando la retorica anti-israeliana e anti-ebraica, non rispondono alla chiamata alle armi, no, dell'Islam contro l'entità sionista, ma anzi sotto sotto sperano che sia Israele a farla finita col fantomatico asse della resistenza sciita, cioè Iran e i suoi burattini, il gruppo Houthi, i terroristi di Hezbollah e le belve di Hamas. E addirittura c'è una collaborazione quando Israele è stato attaccato da missili e droni iraniani, c'è stata una collaborazione anche saudita, quantomeno di intelligence. Quindi gli accordi d'Abramo hanno già capovolto la situazione in Medio Oriente a favore di Israele. E insomma è un florilegio di dimostrazioni del perché per la crisi medio orientale, che ricordiamo ci riguarda sempre, perché quello purtroppo è
il calderone che anticipa le tensioni globali e Israele è la prima trincea dell'Occidente. Ebbene, per la tenuta della prima trincea dell'Occidente è nettamente meglio che alla Casa Bianca torni Donald Trump. È nettamente meglio anche per l'Europa, per il confine est, per la guerra russo-ucraina, che ne dica il mainstream, perché anche in questi giorni Trump, con la sua appunto verve un po' eccentrica, sta sostanzialmente facendo capire che se lui arriva alla Casa Bianca la guerra finisce in pochi minuti. Ora non sarà in pochi minuti, ma cosa vuol dire Trump quando fa questa semplificazione a uso elettorale? E Trump ricorda un dato oggettivo, incontrovertibile, cioè il dato per cui solo nei suoi 4 anni alla Casa Bianca Vladimir Putin non ha mosso un carro armato, non ha invaso un paese, non ha aggredito nessuno. Quindi cosa vuol dire Trump faccio finire la guerra? Non continua a dare armi a Zelensky, la sua posizione è faccio finire la guerra. Uno lo può interpretare o in chiave pro-Putin, ma questa taroccata del mainstream per cui Trump sia amico di Putin è contraddetta dal primo mandato Trump, oppure lo può collegare effettivamente a come Trump ha condotto il primo mandato, cioè negoziando sempre con chiunque, sottolineando sempre con chiunque la superiorità inscalfibile americana, la forza della deterrenza americana, che ha, come dire, tenuto calme tutte le varie canaglie globali. Credo che sia nell'interesse anzitutto dell'Ucraina che vada così, no? Anzitutto nell'Ucraina che si arrivi alla soluzione negoziale, non alla resa, alla soluzione negoziale che impedisca a Putin di prendere altre iniziative folli del genere. Anche in questo caso, ce lo dice la storia recente, la miglior garanzia che abbiamo oggi si chiama Donald Trump. Quindi vi piaccia o no, se non vi piacciono le guerre che si stanno moltiplicando e che sono vicine, che ci riguardano, perché una appunto scomoda l'identità occidentale e l'altra è alle porte dell'Europa. Se non vi piace questo scenario bellico instabile, non potete che tifare Donald Trump e non potete che dire go Donald, go. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.